Amici e amiche di Veneto Spettacoli di Mistero, la Proloco di Chioggia e la città di Chioggia vi danno il benvenuto. Chioggia è una cittadina posizionata all'estremo sud della laguna di Venezia. È una città piena di storia, di arte, di cultura e di mistero. Sono infatti tanti i racconti e le leggende popolari che riguardano alcuni luoghi del nostro centro storico e che vengono pertanto avvolti da un'atmosfera, definiamola magica, a volte anche misteriosa. La Proloco di Chioggia, in occasione del festival, propone una serie di interventi a puntate, ispirati alla passeggiata notturna più volte riproposta nelle ultime edizioni del festival, denominata Chioggia e le streghe. Il titolo sembra un po' inquietante, trova la sua spiegazione però sul fatto che spesso questi racconti narrano di vicende e situazioni il cui mistero e la sua natura irrazionale vengono intese spesso come l'opera di malie, di fattucchiere e di presunte streghe. Se poi inseriamo il tutto in un periodo storico, quello dell'Inquisizione, dove la caccia alle streghe era all'ordine del giorno, la leggenda è presto fatta. Oggi ci troviamo in Piazza Vigo, uno dei luoghi più ricercati e famosi della città. Posizionata all'estremo nord della città, proprio al termine del corso del popolo che percorre in senso longitudinale il centro storico. Famosa per l'affaccio sulla laguna e per il suo omonimo ponte. Questa piazza risulta essere il luogo più panoramico della città verso la laguna e verso la bocca di porto, ma anche in caso di bisogno risulta essere l'attracco naturale delle barche che avevano subito incidenti o il cui equipaggio aveva riportato infortuni. Gli incidenti di pesca più frequenti nelle epoche passate era di rimanere impigliati tra le reti o tra i canapi, ma ancor più frequenti erano le punture di pesci velenosi come il varagno e la scarpena. In questo caso accorrevano a salvare gli infortunati uomini che avevano imparato i segni dai loro nonni o dai loro genitori. E la tradizione del segno è una tradizione molto presente nella nostra città. Era una tradizione magica, potremmo dire, riservata in questo caso solo agli uomini. Uno dei segni più frequenti e più famosi è quello riportato anche da Don Dino De Antoni in un libro che parla proprio di riti magici nella città di Chioggia. E il Signor s'è nato a Betlemme, ase morta a Gerusalemme, per le 5 piaghe del nostro Signore, che te passa sto dolore. La notte de Nadale s'è nato Gesù Cristo, per le 5 piaghe del nostro Signore, che te passa sto dolore. Per l'acqua del fiume Giordano, che se sta battesao il nostro Signore, che te passa sto dolore. La barca se coste, si liga alla riva. Il puto ven fuora da sotto la stiva. Ciao il babbo Beppo, dice che cavegna, in mare, mo ponto con una scarpegna. Ciao me lo asighe. Aggiuto, signore, giuteme, caveme il dolore. La mande che il fio se gonfia in duria. Nappina la muove, ah Gesù Maria. E dopo mezz'ora arriva il vecetto, fumando la pipa e portando un venchetto. Guardè, Barbabeppo, tio, tasi bardassa, che male, signore, fe che a me passa. E il vecchio, che ciapeghe varde la man, ammuove la testa, po' torno di man. No, Barbabeppo, non posso aspettare. Gran brutta scarpegna, podemo provare. Ti sei stu divoto, ti credi stu fio? Mi adesso te segno fidandote a Dio. E sora la man a fa col venchetto la stella de Davi, dicendo pianetto: un poco sta stella, un poco il Signore e il tempo che passe desfanta il dolore. C'era bambin, così mi vel digo, ho visto guarire al ponte de Vigo.